20 anni fa Giovanni Paolo II atterrava a Chiavari nella storica visita pastorale alla diocesi, un evento di grazia di cui ancora oggi si raccolgono i frutti. Conclusi a Sestri Levanti i festeggiamenti in onore della Santa Croce, quel legno, ha spiegato il Vescovo, ci induce a trasformare l'esperienza del dolore in gesto d'amore. Slitta ad agosto 2019 la conclusione dei lavori per il recupero della colonia Fara, intanto oltre 2000 persone hanno visitato la storica struttura chiavarese nel fine settimana. Restaurata a Chiavari una spinetta del 1500 custodita nel Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma, restituite le sonorità originali dell'antico strumento a corda. Successo dell'iniziativa solidale Dona la Spesa, raccolto in tutto nei punti Coop Liguria 11 tonnellate di materiale didattico, risultato notevole a Chiavari con 470 kg di cancelleria. Debutto vittorioso per la Virtus Entella nel campionato di Serie C sul campo del Gozzano. I biancocelesti prima vanno sotto di un gol, poi ne segnano 3 con Nizzetto e doppietto di Mota Carvaglio. Buongiorno a tutti e ben arrivati al TG13. Ricorre oggi il ventennale dall'arrivo di Giovanni Paolo II a Chiavari. Nelle prime ore del pomeriggio del 18 settembre 1998 il Santo Padre atterrò al campo sportivo di Chiavari a bordo dell'elicottero papale, accompagnato dal suo segretario personale, Don Stanislao Zibic, oggi cardinale arcivescovo emerito di Cracovia. Ad accoglierlo l'allora vescovo, Monsignor Alberto Maria Careggio, e i giovani che avevano preparato canti e cori. Per la diocesi furono 2 giornate vissute con intensità e raccoglimento attorno al successore di Pietro. A distanza di 20 anni la memoria di quell'evento di grazia è sempre forte. Ancora oggi, attorno alla statua che riproduce il santo Giovanni Paolo II, collocata sul pronoto della cattedrale, si radunano quotidianamente fedeli in preghiera. Sentiamo il nostro direttore. È stato un momento storico per Chiavari accogliere il Papa, e questa statua che segna il passaggio proprio in questo luogo della presenza di Giovanni Paolo II è quello che è rimasto perché la memoria non si cancelli e ci sia la memoria di questo incontro di grazia che è stato breve nel tempo, 22 ore il Papa è rimasto sul territorio di Chiavari, ma profondissimo nella nostra storia e nel cuore di tante persone. Oggi riproponiamo quelle 22 ore di incontro con Giovanni Paolo II e ci auguriamo, per chi le ha vissute, di rinfrescare la bellezza, la gioia di quell'incontro, la grazia di quei momenti nei quali Chiavari sembrava trasformata. E per chi non l'ha vissuto, era troppo piccolo, come il nostro operatore che va solo 11 anni, l'opportunità di vedere un momento così bello e di riviverlo attraverso le immagini televisive. La statua che è stata collocata qua sotto il pronoto della cattedrale porta un segno della devozione dei chiavaresi a Giovanni Paolo II e la si vede in questa porzione della mano del Papa che viene toccata ed è ormai consumata, perché tanti si fermano e dicono una preghiera, come sta facendo la signora che abbiamo qua davanti. Qualcuno aveva tolto i fiori, ma sono stati rimessi e poi ormai si è lasciato e diventa un luogo di preghiera, un luogo di devozione per molti tutti i giorni. Oggi pomeriggio a partire dalle 15:30 su Telepace 3 al canale 115 riproporremo le immagini, le testimonianze che l'emittente raccolse 20 anni fa, l'arrivo al campo sportivo, il corteo cittadino sino alla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, l'incontro con le autorità all'esterno del santuario, l'abbraccio al clero, religiosi e religiose della diocesi, la preghiera dinanzi alla venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto. Domani riprenderemo la trasmissione in mattinata con l'attesa in Colmata Mare, l'arrivo del Santo Padre e la celebrazione eucaristica che richiamò in città fedeli da tutta la Liguria. Proseguiremo le trasmissioni sino al momento del commiato al campo sportivo, da dove il Papa ripartì alla volta di Brescia, dove lo attendeva l'allora vescovo, il lavagnese Monsignor Giulio Sanguinetti.
E ora torniamo all'attualità. Nella comunità di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante si sono conclusi i festeggiamenti in onore del Santo Cristo. Come ogni anno la ricorrenza ha richiamato molti fedeli che con devozione hanno venerato la sacra immagine custodita nella chiesa parrocchiale. Nel giorno conclusivo la liturgia è stata presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. La comunità di Santa Maria di Nazareth a Sestri Levante vive in sequenza 2 momenti di festa in cui si celebrano prima la madre e poi il figlio Gesù sul legno della croce. Entrambe le ricorrenze hanno un forte richiamo per i fedeli. La confraternita da secoli è legata al culto del Santo Cristo, anche perché comunque l'oratorio di San Pietro e la confraternita di Santa Caterina sono sotto la parrocchia di Santa Maria di Nazareth, quindi per noi il Santo Cristo è un momento importante che avviene subito dopo la settimana della Madonna di Nazareth. Il vescovo Alberto Tanasini ha presieduto la messa domenicale a conclusione delle celebrazioni per la Santa Croce. L'invito formulato dal presule è a guardare la croce nella sua realtà, quella che induceva i primi cristiani a chiudere gli occhi di fronte al Signore crocifisso. La croce porta con sé questo dramma, ha detto il vescovo, ma il pensare a questo dramma ci fa capire qualcosa di quello che è l'abbassamento che il Figlio di Dio ha cercato per noi. In un contesto storico in cui l'uomo è spinto a guardare alla propria grandezza, la croce, supplizio degli schiavi, ci dice la profondità dell'amore di Gesù. Questo noi dobbiamo scoprire, abbassarci a considerare quello che è stato il supplizio della croce per scoprire quello che è stato l'amore di Cristo e lasciarcene prendere da questo amore. L'esperienza cristiana ci fa unire le nostre sofferenze alla passione di Cristo per dare un senso al dolore, alle nostre piccole e grandi croci quotidiane. E i sestresi anche quest'anno hanno accolto questo invito partecipando alle celebrazioni. Nonostante i tempi in cui sembra che Dio non c'entri più con la vita, le feste ci hanno dato invece testimonianza che gli uomini hanno ancora bisogno di riferirsi a una presenza più grande, alla presenza dell'amore e della misericordia, alla presenza di Dio. La cronaca ora: è stato ritrovato in mattinata l'uomo di 69 anni residente ad Uscio che dal tardo pomeriggio di ieri si era perso mentre cercava funghi nei boschi di Barbagelata. Il ritrovamento è stato facilitato dall'applicazione WhatsApp che ha permesso l'invio delle coordinate da parte dell'uomo. Le ricerche iniziate ieri sera alle 20 sono state portate avanti dai vigili del fuoco in collaborazione con i volontari del soccorso alpino. L'intervento si è concluso con il ritrovamento del malcapitato questa mattina. Le sue condizioni di salute sono risultate buone, secondo il parere del medico del 118 che è trasportato sul posto dall'elicottero Drago. L'uomo ha tuttavia rifiutato il ricovero e non è stato necessario il trasporto in ospedale. In occasione dell'apertura straordinaria, lo scorso fine settimana, oltre 2000 persone hanno visitato il cantiere della colonia Fara a Chiavari. Il recupero della torre procede nonostante qualche ritardo dovuto alla richiesta di una variante al progetto originario. Entro l'agosto 2019 saranno completati gli appartamenti e la passeggiata a mare. Oggi possiamo dire che siamo in fondo al tunnel, la luce è veramente forte. C'è ancora un anno di attesa per vedere finito e completato il recupero della colonia Fara a Chiavari, ma da parte della società che dall'inizio del 2015 sta portando avanti l'intervento c'è fiducia e ottimismo. Entro agosto del 2019 verranno consegnate le opere a mare, tra cui la passeggiata, tempi leggermente dilatati rispetto alle previsioni a causa di una variante al progetto originale che ha allungato l'iter di 3 mesi. Di fatto abbiamo trasferito al lato ponente la piscina che è a raso sotto il centro benessere, verranno realizzati dei box e dei posti auto interrati con l'accesso a levante e sopra ci saranno dei parcheggi a raso che permetteranno l'accesso direttamente alla struttura alberghiera. Oltre 2000 le persone che intanto sabato e domenica hanno approfittato dell'apertura dei primi piani della struttura per visitare gli ambienti recuperati e affacciarsi ai balconi della torre. Un ripristino che interesserà ora gli altri piani di quello che a tutti gli effetti è uno degli ultimi simboli dell'architettura futurista rimasti in Italia. Ad oggi possiamo dire di aver riportato alla luce un monumento, perché la Torre Fara è un monumento, chi risiederà qui abiterà in un monumento con tutte le particolarità del caso. Una di queste, non da ultimo, però pagherà l'IMU al 50%. Tutte maestranze locali, quelle che hanno lavorato e che stanno ancora lavorando.
Assolutamente sì, era l'obiettivo, ce l'avevamo posto sin dall'inizio e abbiamo mantenuto. Sono tutte aziende locali che hanno collaborato, che hanno creduto nell'opera, perché è un'opera importante sia da un punto di vista del materiale, della quantità, ma anche da un punto di vista dell'investimento. Forti critiche sulla nuova gestione della sosta a pagamento a Chiavari viene espressa dal gruppo consigliare Noi di Chiavari. Non vi è traccia nel nuovo corso della sosta pubblica né di parcheggi per i diversamente abili né di agevolazioni per i residenti, scrivono in una nota i consiglieri Levaggi, Colombo e Garibaldi, che sottolineano come l'80% delle novità annunciate in realtà erano già state introdotte dalla giunta precedente. Sarà difficile arrivare al pareggio entro la fine del mandato elettorale, si conclude nella nota della minoranza. Nel frattempo 8 posti di lavoro a tempo indeterminato sono stati declassati a precari di 1 anno e l'applicazione per smartphone da gratuita diventa a pagamento. Il Tigullio si conferma anche come luogo d'eccellenza per l'attività di restauro di antichi oggetti. Un artigiano di Chiavari infatti sta curando in questi mesi il recupero strutturale e funzionale di alcuni strumenti musicali custoditi all'interno delle stanze del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma. Tra questi 2 fortepiano dell'800 ed una spinetta del 1500. Siamo andati a vedere. Note e suoni che dal Cinquecento risuonano ancora oggi in tutta la loro bellezza. È tornata all'antico splendore la spinetta conservata nel Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo a Roma e restaurata in questi mesi nel Tigullio da un artigiano del nostro territorio, Marco Barletta. Un lungo e certosino lavoro di recupero dei materiali durato oltre 4 mesi che ha permesso di restituire sonorità e forme originali alla tastiera di 4 ottave, inclusa in una custodia di legno completamente dipinta. In alcune parti strutturali c'era una presenza di tarlo piuttosto importante che non si vedeva così a prima vista vedendo lo strumento dall'esterno, quindi una grande opera di consolidamento mantenendo il più possibile appunto l'originalità dello strumento. Dopodiché la riparazione della tavola armonica, che è praticamente l'anima dello strumento, insomma è quella che dà il suono, era fessurata, rotta, e è stata riparata, e poi tutto il lavoro sui saltarelli, l'impennatura, cioè appunto su quello che poi crea il suono. Le note della spinetta restaurata sono risuonate tra gli affreschi della Sala Paolina del Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, che ha ospitato il concerto inaugurale Le Muse di Vulcano, musica, armi e amore ai tempi di Paolo III Farnese, e che custodirà adesso lo strumento. Ed è una delle prime volte in Italia che il direttore del museo ha questa idea, cioè di prendere gli strumenti, sono 3 che devo restaurare, questo è uno e ce ne sono altri 2, renderli funzionanti e fare appunto delle manifestazioni musicali. Quindi il lavoro continua, adesso altri 2 strumenti da recuperare, che cosa sono? Uno è un fortepiano italiano del 1820 e l'altro invece è un fortepiano a tavolo viennese del 1800, molto bello, interessante, e questo richiederà un lavoro molto lungo, credo che finirò a maggio-giugno. Ha riscosso un buon seguito l'iniziativa solidale Dona alla Spesa promossa da Coop Liguria nel fine settimana scorso a favore di associazioni di volontariato che si occupano di famiglie in situazioni di disagio. In particolare era stata promossa una raccolta di materiale didattico e quest'anno sono state raccolte 10 tonnellate in più rispetto allo scorso anno destinate a famiglie in difficoltà. A Chiavari è la città in cui il risultato è notevolmente positivo. Sentiamo. 11 tonnellate e mezzo di cancelleria è quanto è stato raccolto in 2 giorni nei punti vendita Coop Liguria. Dona alla Spesa, l'iniziativa solidale promossa dalle associazioni di volontariato del territorio, è volta alla raccolta di materiale didattico e allo scopo di aiutare le famiglie più bisognose in difficoltà, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico. La raccolta viene fatta segnalando a chi vuole donare quello che può dare, in senso quaderni, matite o tutto materiale didattico che può servire a uno che va a scuola.
Donna alla spesa ha riscosso grande successo anche e soprattutto nel Tigullio, dove sono state raccolte complessivamente 1,7 tonnellate di prodotti. In particolare a Chiavari il risultato è stato notevole, con 470 kg di penne, quaderni, matite, colori e molto altro ancora. Questo materiale qua innanzitutto va a famiglie del territorio. Noi cerchiamo di aiutare soprattutto queste persone che noi conosciamo e sappiamo la realtà. Noi chiediamo che un gesto che non costa molto ma può dare molto alle famiglie bisognose sia un gesto utile per tutti. Noi non chiediamo ISEE. Le famiglie che noi seguiamo sono famiglie che conosciamo già, perciò sappiamo già le loro esigenze e in base alle loro esigenze noi diamo il materiale raccolto. Sfogliamo ora le pagine dei quotidiani insieme a Marco Revello, poi tutte le altre notizie e lo sport. Manovra bollente, questo è il titolo di Avvenire, un vertice di maggioranza con tanti veti, scontro su condoni, tetti di spesa, RAI e Ponte di Genova, un asse della prudenza tra il Premier Tria mentre Di Maio spinge per il reddito di cittadinanza, poi Conte rassicura totale armonia. Ma nell'opposizione ci sono anche altri problemi, il futuro del PD sempre più frammentato, i casi tragici e il richiamo di Mattarella, genitori e scuole, l'educazione che serve oggi. Caso Diciotti, ordini fantasma dal Ministero, nuove aggressioni agli stranieri e ai migranti e poi l'appello dei vescovi europei, l'Europa sia cristiana e solidale. Roma, tangenti per le liste delle case popolari, 6 arresti, 52 indagati, andiamo a vedere di che si tratta, lo scandalo delle case popolari a Roma, 6 gli arresti per tangenti, 52 invece gli indagati, c'era un vero tariffario, chi pagava aveva notizie riservate sull'assegnazione degli alloggi ATER. Gli investigatori, siamo davanti a una storia di ordinaria corruzione nella capitale. La sindaca Raggi, il malaffare è eredità del passato. Ma veniamo sul secolo XIX. Toti e Bucci da Conte, il ponte, ecco le richieste, obiettivo tempi più certi. Nella lista ci sono anche le garanzie sulla costruzione della Gronda. Oggi l'incontro con le divisioni sul commissario per la ricostruzione e intanto fiori d'arancio per 2 sfollati di via Porro. Daniele e Andrea, fiori d'arancio con le bomboniere però che sono rimaste chiuse in casa nella zona rossa e quindi non sono state distribuite ieri. Nel nostro territorio vediamo Torriglia di Chiavari, il comune vuole la testa di Monteverde, chiaramente in maniera figurata, ritarda l'ampliamento del Torriglia, si richiedono le sue dimissioni. A un anno dalla nomina presidente della casa di riposo, l'amministrazione comunale di Chiavari vuole le dimissioni del commercialista che invece era stato nominato presidente, eletto proprio lo scorso anno, indicato dall'amministrazione comunale il 15 settembre 2017. Il sindaco dice se rimane così quella struttura non ha futuro. Andiamo sempre nel Levante, ma a parlare di eccellenze della nostra imprenditoria. Veleria San Giorgio, 92 anni di successi e ora una storica alleanza con North Sails. Il viaggio nel comparto della nautica, a pochi giorni dall'apertura del Salone Nautico, che trova nel Levante produzione d'eccezione e aziende leader a livello internazionale. Andiamo ora in redazione per le ultime notizie, per noi Francesca Caporello. Sì, grazie Cristina, buongiorno a tutti. È stato rapito in Niger la notte scorsa per mano di presunti jihadisti un sacerdote, padre Pierluigi Macalli della Società delle Missioni Africane, la SMA. La conferma l'agenzia Fides padre Mauro Armanini, missionario da Niamey. Padre Macalli, originario della diocesi di Crema, già missionario in Costa d'Avorio, si trovava nella parrocchia di Bomoanga, diocesi di Niamey. L'agenzia vaticana Fides ricorda che padre Macalli da tempo mette insieme evangelizzazione e promozione umana. Attento all'interculturazione, ha organizzato momenti di formazione in relazione con le mutilazioni genitali delle ragazze. Può essere uno dei moventi del rapimento, giunto una settimana dopo il suo rientro da un tempo di riposo in Italia. La missione cattolica dei padri SMA si trova in una zona sud-ovest del Niger, la frontiera con il Burkina Faso, e a circa 125 km dalla capitale Niamey. La povertà è strutturale, i problemi di salute e igiene sono enormi, l'analfabetismo diffuso e la carenza di acqua e di strutture scolastiche ingenti. In questo contesto è maturato il rapimento del sacerdote, di cui da alcune ore non si hanno più notizie.
Dalla redazione è tutto, ripasso la linea allo studio. Grazie, ora torniamo alla cronaca locale parlando di sport. Lega Pro, debutto vittorioso della Virtus Entella nel campionato di Serie C. Ieri sera allo stadio Piola di Novara i biancocelesti hanno battuto gli avversari del Gozzano per 3-1. A passare in vantaggio per primi sono stati i padroni di casa, al quarto d'ora del primo tempo con Secondo che di testa ha deviato in rete il pallone sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 51esimo il pareggio dell'Entella con Luca Nizzetto, il vantaggio biancoceleste arriva al 62esimo con Mota Carvaglio che sigla anche la rete del definitivo 3-2 al 76esimo di gioco. Da segnalare per la cronaca l'uscita per infortunio alla caviglia del portiere Paroni e la doppia ammonizione di Cleur che lascia i chiavaresi in 10. Ascoltiamo le impressioni a fine gara dell'allenatore e dell'autore della doppietta. La svolta probabilmente nell'intervallo. Ma no, sono partite molto difficili contro squadre che hanno tanto entusiasmo ma anche organizzazione e che giustamente, visto anche i valori tecnici, giocano una partita di rimessa. E quando una squadra gioca in questo modo ed è organizzata non è facile, soprattutto per noi, ma un po' per tutti, siamo alla prima partita, diventava difficile trovare spazi. Noi ci siamo intestarditi soprattutto la prima mezz'ora a voler lavorare d'incontro e invece sapevamo che non potevamo farlo e non dovevamo farlo. Abbiamo cercato di allargarli, fino al primo tempo abbiamo parlato un po', abbiamo fatto qualche cambio, qualche modifica anche tattica, oltre che di uomini, ed è andato bene. È andata bene perché i ragazzi hanno voluto questa vittoria, l'hanno cercata in tutti i modi, con grande cattiveria, grande agonismo. Abbiamo cercato di muovere palla, però il primo tempo abbiamo un po' avuto di difficoltà, però nel secondo tempo siamo entrati più forte, abbiamo girato la palla più veloce da un lato all'altro e i spazi abbiamo trovato e quindi abbiamo fatto gol quasi così. Due begli assist, uno di Davide Diamo in quella bella triangolazione al limite dell'area e uno di Curarino che ha messo praticamente con la testa in porta. Sì, perché già ci conosciamo, sappiamo già i movimenti che facciamo entre noi attaccanti, quindi anche in allenamento lo facciamo tanti entro attaccanti, quindi poi in partita cerchiamo di farlo e è venuta bene e ho fatto gol così. La pallavolo ora con una notizia che trovate anche sul nostro sito internet teleradiopace.com. La Winner Volley di Santa Margherita Ligure in collaborazione con la sezione culturale 123 Stella organizzano per domenica prossima un incontro aperto a tutti i bambini dai 5 agli 11 anni. Si terrà ai Giardini Amare Anfiteatro Bindi dalle 16 alle 19. Sarà possibile giocare con il castello gonfiabile a palla rilanciata, mini volley, tappini su un bellissimo circuito. Alla fine della manifestazione si svolgerà la gara di tappini per bambini più grandi e gli ex giocatori di pallavolo della Winner Volley che si cimenteranno in una competizione all'ultimo tiro per vincere il trofeo. Si è svolta invece nella splendida cornice del lago di Giacopiana Borzonasca la prima prova del campionato invernale Feder di pesca a fondo con posturatore. Al primo gradino del podio nei rispettivi settori Andrea Simonini della SD Valli Genovesi e Alessio Alessiani della FIMA Chiavari. Al terzo posto assoluto in classifica, grazie al secondo di settore, Oliva Emanuele. Nel complesso sono stati oltre 50 i chili di pesce catturato, liberato vivo ed integro a fine gara e 800 prede catturate tra Scardore e Cavedani. Stiamo vedendo alcune foto. Con questa notizia di pesca si conclude il nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, alle 20:30 e alle 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione e buon pomeriggio.